apriamo e abbiamo messo alle spalle proprio un quadro di Venezia, perché Venezia e il Veneto raccontano una storia, e la storia di questo pomeriggio e di questa sera ha qualcosa di straordinario. Mentre da un lato stiamo guardando la realtà di oggi, questa sera ci interrogheremo sul ruolo di Venezia nel mondo. Io non vi rubo altro tempo, perché credo sia importante partire proprio con le ultime notizie, sapere entrare in quello che è lo spirito del nostro giornalista, che ci guiderà e ci farà conoscere aspetti interessanti, curiosità, ma soprattutto ci porterà a chiederci, a interrogarci su alcuni problemi di grande attualità. Torna da noi dopo 2 anni, quando nel 2014, ricordo la prima volta, con il suo libro proponeva una serie di analisi e di temi che erano stati, diciamo, in quel momento colti, conosciuti e ancora magari in quel momento erano da approfondire. Oggi invece ci dà la possibilità di conoscere più da vicino quello che è la realtà di questi giorni. Lascio la parola a voi. Buon pomeriggio. Grazie. Buongiorno. Era quasi normale che vi metteste tutti lì allora. Ma lei è abbronzato e allora dice: io mi metto al sole, approfitto, sento la conferenza e mi abbronzo pure. Ottima scelta. Dicevo, benvenuti, buonasera. Ci giriamo magari un momentino, così tutto il pubblico è tutto da questa parte. Questa sera partiremo da Veneto anno zero, che è l'ultimo libro di Renzo Mazzarro, edizioni La Terza. Nel 2014 uscì un libro firmato da lui, ecco, è la maglietta, uscì un libro firmato da lui, si chiamava I padroni del Veneto, che ebbe 10 ristampe, proprio perché raccontava uno scandalo pazzesco, quella che è stata definita la più grande tangente della storia italiana. Stiamo parlando, scopriremo stasera, di 1 miliardo. Allora avevamo dei personaggi e degli interpreti che erano stati coinvolti in questa inchiesta che aveva ricoperto le notizie di copertina di giornali e telegiornali. Lui dopo 3 anni ha fatto questo libro e andremo a conoscerlo. Prima io volevo dirvi 2 cose. La prima cosa che volevo dirvi è che il lavoro di Renzo Mazzarro è il lavoro di chi come noi fa il giornalista, un lavoro che viene poco capito da un pubblico, non per colpa del pubblico, non educato a un lavoro di questo genere. Perché il lavoro del cronista è un lavoro di grandissima pazienza, è un lavoro di creare un archivio importante, di controllare continuamente notizie, di controllare e ricontrollare circostanze, fatti, avvenimenti. È un lavoro che chi ha il dono della scrittura, immagino un romanziere, ne parlavamo 10 minuti fa con Renzo, avendo mestiere naturalmente, bravo, anche capace, sai, alla libertà della fantasia. Uno si mette lì, io mi metto qua adesso e dico, era tutto sporco di sangue. E inizio, invento qualsiasi cosa. Quando tu coinvolgi personaggi, presidenti di regione, sindaci, ex ministri, dirigenti, una classe dirigente intera, e parli di fatti di questo genere, lo puoi fare solo se tu fai di lavoro odio queste, stavo dicendo, solo se tu sei capace di fare il lavoro del cronista, che è un lavoro fatto con la suola delle scarpe, come ci raccontava qualche anno fa Ettore Mo. Vuol dire andare in giro, vuol dire riprendere dei fatti, avere delle fonti, e se hai delle fonti vuol dire che si fidano di te.
vuol dire incrociarle con i dati che devi avere. Quindi è un lavoro che poi, certo, il risultato sono gli articoli. Uno come lui, che ha sempre fatto il cronista di Nera, se l'è costruito nel tempo, ma quando poi escono questi libri e hanno così tanto successo, questo è il frutto di un lavoro di molti anni. Nessuno mai avrebbe potuto scrivere I padroni del Veneto partendo dal giorno prima. Vabbè, è successo questo fatto, aspetta che torno indietro e vediamo un po' quello che è successo. Questa era la prima cosa che volevo dirvi e di cui chiacchiereremo con. La seconda cosa che volevo dirvi è, visto che il nostro è un festival parte dalla letteratura ma non solo, io sono rimasto sorprendentemente felice della scelta che Renzo Mazzarro ha deciso di fare in questo libro. È andato a scegliersi un pezzo di uno scrittore straordinario come Italo Calvino e sentite un po', sono poche righe, cosa scriveva il 15 marzo del 1980 su Repubblica. Stiamo parlando tanti anni fa, 1980. C'era un paese che si reggeva sull'illecito, non che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno dicevano di condividere. Ma questo sistema, articolato su un gran numero di centri di potere, aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati. Ne aveva bisogno perché quando ci si abitua a disporre di molti soldi non si è più capaci di concepire la vita in altro modo. E questi mezzi si potevano avere solo illecitamente, cioè chiedendoli a chi li aveva, in cambio di favori illeciti. Ossia, chi poteva dar soldi in cambio di favori, in genere, già aveva fatto questi soldi mediante favori ottenuti in precedenza, per cui ne risultava un sistema economico in qualche modo circolare e non privo di armonia. Stiamo parlando del 1980, siamo nel 2016. È con grande soddisfazione, perché è veramente un bravissimo collega che io saluto, Renzo Mazzarro. Grazie, hai citato. Grazie a voi. Giovanni ha citato il famoso apologo sull'onestà nel paese dei corrotti, che sembra quasi la descrizione di quello che è successo da noi, di quello che continuerà a succedere se non cambiamo le condizioni. Però volevo rifarmi alla prima osservazione che hai fatto a proposito del mestiere del giornalista. A me è capitato lo scorso giugno di essere invitato al Festival Nazionale del Libro Giallo, che si tiene a Serravalle. Al Festival del Libro Giallo ci vanno gli scrittori, cioè quelli che si immaginano, partono da un fatto di cronaca e poi lo trasferiscono nell'immaginario e lo stiracchiano. Insomma, io ero in compagnia di gente che fantasticava. Certo che la letteratura ha un suo valore, perché è un modo di entrare nella realtà, di fornire anche chiavi di interpretazione. È una nobile arte, non proprio come il pugilato, va bene, nobile arte, ma però il mestiere del cronista è tutto diverso, cioè io non posso allontanarmi dai fatti, devo aderire ai fatti, e se mi distanzio leggermente anche di una virgola delle volte è pronta una querela. Le persone si indignano, ti portano davanti al giudice, e il rischio del cronista dunque è continuo. Però era anche soddisfacente, c'era Massimo Carlotto, per dire un nome che conoscerete, un giallista famoso. Insomma, è gente che è molto conosciuta dagli amanti di questo genere, ed era lusinghiero essere messo assieme a loro, perché la realtà supera la fantasia qui. Cioè, io mi sono occupato della realtà e non dell'immaginazione,
e sono stato invitato al Festival del Libro Giallo, è una cosa incredibile, non potevo, cioè, insomma, è una cosa di soddisfazione, ed è anche in qualche modo la misura, ci dà la misura di quello che è successo nel Veneto. Voi dovete pensare che la RAI, se non è cambiato, penso che questo progetto stia andando avanti, la RAI finanzia, questa era la notizia di alcuni mesi fa, una fiction su Mafia Capitale. Beh, ma perché non fanno una fiction sullo scandalo Mose? Dovete sapere che Mafia Capitale come fatturato criminale fra annessi e connessi vale circa 100 milioni e non molto di più. Il Consorzio Venezia Nuova dava fuori 100 milioni all'anno, è andato avanti per 10 anni, ha fatto fuori 1 miliardo su 5 miliardi stanziati per fare il Mose, 5,5, cioè un quinto di questi soldi ha preso il volo per altri motivi. Se voi fate la divisione 10 anni, o meglio 1 miliardo diviso 10 anni, sapete cosa è stata fuori al giorno? 280.000 euro ogni giorno delle nostre tasse. Ogni mattina sorgeva il sole e 280.000 euro partivano per altra destinazione, un quinto di quei soldi che dovevano servire per fare il Mose, che non è ancora terminato tra l'altro. Eravamo nel 2014 quando c'è stato l'arresto del sindaco di Venezia, dell'assessore regionale Renato Chisto e poi del generale della Guardia di Finanza spaziante la richiesta di arresto per Giancarlo Galan, deputato della Repubblica ancora adesso, e di Lia Sartori, parlamentare europea, e poi di tanti altri, sono 35 arrestati più un centinaio di indagati. Ecco, in quel momento erano stati stanziati 5 miliardi e mezzo per il Mose. Bisognerà arrivare a 6,5 per finire e non siamo ancora sicuri, tra l'altro, le ultime notizie sono queste, che funzioni. Non so se avete letto i giornali ultimamente, hanno fatto una prova e 2 paratoie non si sono per niente alzate, capirete? C'è già un buco di questo genere, anche le altre fanno una brutta fine. E insomma è stato un flop, bisognerà rimediare, bisognerà capire perché. È un discorso che ci porterebbe lontano, ma certamente c'è da mettere in conto, oltre ai 6 miliardi e mezzo da spendere, anche i soldi della manutenzione ordinaria. Noi siamo annuale, un paese vicino al mare, chiunque ha una barchetta sa che bisogna tirarla in secca ogni anno per pulire e darci l'antivegetativa sullo scafo, altrimenti ci si aggrappano un sacco di cose e tu non navighi più. Ecco, questa situazione dello scandalo Mose indurrebbe a pensare che si potrebbe fare un film. Si potrebbe fare un film, perché poi ne parleremo se abbiamo tempo, è pieno di risvolti curiosi, singolari. Voi dovete immaginare che uno dei protagonisti in negativo che è stato arrestato si chiama Pier Giorgio Baita, quando era presidente della Mantovani Costruzioni ha speso 4 milioni di euro per mettere in piedi un meccanismo che informava gli inquisiti di quello che facevano gli inquirenti. Cioè abbiamo il mondo capovolto e in qualche modo quelli che erano inseguiti, quelli che commettevano reati, inseguivano le guardie, i ladri inseguivano le guardie per sapere cosa facevano. È una situazione che dal punto di vista scenico consentirebbe di fare un film altro che. Perché non si fa un film sullo scandalo Mose? Anzi, se ne parla sempre di meno, si parla più volentieri di Mafia Capitale, perché questo scandalo innerva tutto il paese. Guardate che non è uno scandalo che riguarda Venezia e neanche il Veneto, anche se l'acqua alta è soltanto a Venezia. Nelle carte del processo Mose circolano nomi come Gianni Letta, come Giulio Tremonti, non sono indagati, però queste persone qui, Gianni Letta è stato
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giulio Tremonti è stato Ministro del Tesoro, ripeto, non sono indagati, ma non sono citati in un contesto simpatico, sono citati perché avevano presumibilmente qualche responsabilità periferica. Per esempio nel caso di Giulio Tremonti è stato arrestato il suo consulente, il suo braccio destro, Mario Milanese, che è stato condannato a 2 anni e mezzo a Milano, nel troncone del processo Mose, che è emigrato a Milano. E la mia idea è che si parla poco del Mose, si tiene basso questo argomento, non si fa assolutamente un film, ci mancherebbe altro, meno che meno da parte della RAI, che preferisce indagare su cose che hanno certo il loro peso, e però non quanto, secondo me, lo scandalo Mose, perché la vicenda Mose come dire, mette a rischio il sistema nel suo complesso. Cioè, immaginate, fra i 35 arrestati e i 100 indagati ci sono magistrati, avvocati, ingegneri, finanzieri, gente dell'alta finanza, c'è un generale della Guardia di Finanza che era il numero 2 del corpo, poteva diventare il numero 1, e se fosse diventato il numero 1, il comandante generale, non saremmo qua a raccontarci sta cosa, di sicuro. È uno che ha preso 500.000 euro per spiegare a Piergiorgio Baita e a Mazzacurati cosa stavano facendo i magistrati e soprattutto cosa facevano i suoi uomini finanzieri. Cioè, voglio dire, questo scandalo ci mette davanti alla crema delle professioni, cioè, diciamo, l'ossatura dell'organizzazione sociale del nostro paese, quelli che ci dicono che bisogna rispettare le leggi, i primi corrotti. Non so se mi spiego. Ma Ancamassa, mi piace Ancamassa, capisco anch'io che sono lombardo, ormai ho imparato, è Ancamassa, bella. No, volevo dirvi, proprio così, ha fatto questo confronto con un film, e io vorrei questa sera, nella mezz'ora, 3/4 d'ora più o meno che staremo insieme, raccontarvela come un film. Facciamo, lui è bravo, ha tutto in testa, tutto scritto e tutto documentato. Proviamo a tornare indietro un attimino. Come nasce questa inchiesta? Forse un po' per caso, no? Partiamo proprio dall'inizio. Sì, allora questa inchiesta è interessante osservare, nasce per caso, non è che i magistrati della Procura di Venezia sono partiti per indagare sospettando che... No, allora succede che uno dei magistrati che, bisogna dire questo in premessa, sono 3 i magistrati che si occupano di questa inchiesta, uno si chiama Stefano Cillotto, Stefano Buccini e Paola Tonini. E Stefano Cillotto è uno che è rimasto 8 anni in Sicilia, ha fatto antimafia, poi è uno di Mestre, poi è tornato nel Veneto, si è occupato di grandi crimini, anche qui droga, e poi a un certo punto passa a occuparsi dei reati della pubblica amministrazione. Però porta dentro a queste indagini il meccanismo di inchiesta che è tipico dell'antimafia, cioè fino a quel momento le indagini sulla pubblica amministrazione si facevano sulle carte, cioè si controllavano i documenti, se erano in regola o meno, che è quello che fa Paola Tonini indagando con l'aiuto della Guardia di Finanza, che faceva una verifica sulla compagnia San Martino, sulla cooperativa San Martino di Chioggia. Dal 2009 comincia a indagare Paola Tonini e c'è una montagna di carte e viene su questa indagine da un certo lato. Ancillotto invece applica i meccanismi e non si occupa per il momento di Moses, capita a occuparsi di uno scandalo che succede piccolo nell'amministrazione provinciale di Venezia, dove c'è qualcuno che rubacchia.
pochi soldi, ma insomma sono 3 o 4 milioni di euro che vengono fatti fuori da un gruppetto che è, diciamo, vede all'apice un ingegnere, si chiama Carlon, che è responsabile dell'edilizia pubblica, cioè delle caserme per esempio dei pompieri, delle scuole, cioè di tutti gli edifici che sono di competenza dell'amministrazione provinciale. Che cosa fa di bello? Fa vincere sempre i soliti amici suoi, sono 3 o 4 o 5 imprese che vincono tutti gli appalti come? Facendo prezzi stracciati, cioè massimi ribassi. I concorrenti non potrebbero starsi, morirebbero impiccati. E com'è che invece queste piccole aziende, queste aziende che vincono rimangono? Perché? Perché appena viene affidato l'appalto c'è una revisione dei prezzi, Carlon è d'accordo, Carlon c'è insieme a un altro geometra, sono d'accordo e riportano in quota e così non solo non finiscono impiccati ma guadagnano e poi naturalmente compensano Carlon con delle tangenti. Allora il Carlon quando viene interrogato da Ancillotto dice sbotta, ma possibile, sempre come i pesci piccoli ve la prendete, non siete mica capaci di andare a prendere i pesci grossi che mangiano veramente. Ancillotto ha detto a me che questa frase gli è rimasta nell'orecchio e così, rendendosi conto che queste piccole, queste 3 o 4 imprese lavoravano anche per l'autostrada Venezia-Padova, mette sotto intercettazione il telefono del presidente di questa società, che si chiama Lino Brentan, il quale sta litigando con Pier Giorgio Baita. Pier Giorgio Baita è presidente all'epoca della Mantovani Costruzioni, che è una grande impresa, è il socio più importante e continua ad esserlo del Consorzio Venezia Nuova. E però c'era anche altri lavori e uno di questi è appunto lavorare per l'autostrada. Allora, la società autostrada ha appena fatto un bando, cioè c'è un appalto vinto dalla Mantovani, ma lo stesso Lino Brentan sta dicendo al capo della Mantovani: tu ritirati, perché il lavoro deve farlo il secondo. Il secondo è la Sakaim, un'impresa sempre qui della zona, e si guarda che se non lo fai ti dichiaro offerta anomala e ti butto fuori. La differenza fra la Mantovani che aveva vinto e il secondo era di 2 milioni di euro, cioè il secondo offriva 2 milioni in più. Dice Brentan a Pier Giorgio Baita: tu ti ritiri, però guarda che non hai perso il lavoro, perché la Sakaim alla quale io do il lavoro non lo farà, lo darà a te in subappalto, tu farai dunque il lavoro alle condizioni che volevi, cioè a 2 milioni in meno. Io pagherò 2 milioni in più, i 2 milioni sono nostri, tu fai il tuo lavoro, sei contento. E capirete, viene arrestato Brentan e il PM mette sotto intercettazione Baita. Baita sta litigando litigano tutti questi, sta litigando con William Ambrosio Colombelli, che è un signore, e lui abita a Lecco, però è anche console onorario di San Marino, ha una piccola azienda a San Marino ed è quello che fa le fatture false per la Mantovani, ovvero sia la Mantovani finge di aver bisogno di consulenti per fare questo o quell'altro, si rivolge a questa società che si chiama BMC Broker, che sta a San Marino, titolare è Colombelli, e i Colombelli pronti, gli fa una consulenza che non esiste, gli manda una fattura che quindi è aria fritta, 700.000 euro, 1 milione e 2, di questo calibro sono le fatture, e la Mantovani di Pier Giorgio Baita paga sull'unghia a San Marino. Perché a San Marino? Perché a San Marino fino al 2010 le banche pagavano cash, tu andavi in banca e ritiravi i soldi. Per esempio questi Colombelli e la Claudia Minutillo, che è un'altra delle persone arrestate in questo quadro e che era stata dal 2000 al 2005 la segretaria di Giancarlo Galan,
vanno in banca e in una circostanza ritirano 1.025.000 euro in contanti. Colombelli si tiene il 20% che è il suo costo, l'80% la Claudia lo riporta a Padova, qui nel Veneto, alla Mantovani, e Baita dunque ha fatto, il capo della Mantovani, ha fatto il nero. Uno può anche domandarsi, ma dov'è che Baita trovava tutti questi soldi veri per pagare l'aria fritta e rimettendosi il 20% che poi ritorna indietro? Intanto in questo modo lui aveva fatto uscire dal bilancio l'80% e aveva fatto il nero, ma questi soldi li derivavano dalle sovrafatturazioni, perché la Mantovani lavorava e lavora nel Consorzio Venezia Nuova e lì si lavorava a prezzi che erano raddoppiati, triplicati. Pensate che un metro cubo di, piccolo esempio, di sabbia movimentato dal Consorzio Venezia Nuova costava 21 euro. Un metro cubo movimentato dal Genio Civile della Regione Veneto, 7 euro. Cifre riportate in una seduta del Consiglio regionale. E voi capite che questo è il motivo per il quale noi siamo passati dal costo del Mose, che inizialmente doveva costare 2 miliardi, poco più, a 3, a 4, a 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 adesso siamo. E non è finito. E non è finito perché appunto il flop delle paratoie avvenuto nelle ultime settimane, in una prova generale, dimostra che bisogna tamponare, fare qualcosa, ma soprattutto tutti noi che abbiamo una barchetta e andiamo in laguna sappiamo che tutto quello che sta in acqua si incrosta e bisogna tirarlo su e pulirlo. E questo succederà anche con le paratoie, cioè c'è un costo fisso, eterno possiamo dire, per ripulire le paratoie dalle incrostazioni e rimettere in funzione annuale. Quindi i costruttori e i progettisti del Mose si sono, come dico io, assicurati l'eternità. Allora, 6 miliardi o 6 miliardi e mezzo sono non tra le più grandi, ma una manovra finanziaria. Stiamo parlando di un ordine di grandezza di questo genere. Ora, fermare l'acqua a Venezia è importante, che costi come una manovra finanziaria, forse c'è qualcosa che non torna o che non quadra. Ma torniamo indietro con la macchina da presa. Abbiamo detto l'inizio di questo scandalo nasce, come ci ha raccontato Renzo, per una circostanza, non perché stavano seguendo questa pista. Per arrivare, e quindi facendo tutta la sequenza un po' più velocemente per noi al tuo nuovo libro. Cosa succede quando scoppia la bomba e tu scrivi I padroni del Veneto? Le responsabilità, chi hanno arrestato, allora non adesso. Poi andiamo a vedere oggi quei personaggi là a che punto stanno. Mi pare divertente, no? Vedere un attimo cos'è successo, come sono finiti e come stanno adesso, così ne vediamo delle belle. Allora, quando nasce l'inchiesta e succede il casino, e tu scrivi il libro nel 2014, la situazione, i grossi protagonisti chi sono? Beh no, vorrei precisare che I padroni del Veneto esce nel 2012, non è ancora successo niente, è stato ribattezzato libro profetico perché anticipato, perché quando arrestano Pier Giorgio Baita il 28 febbraio 2013, allora le tappe di questo scandalo sono: 28 febbraio 2013 arrestano Pier Giorgio Baita, Claudio Minutillo e Colombelli, 13 luglio 2013 arrestano Giovanni Mazzacurati, che è il capo per 30 anni. Giovanni Mazzacurati è il presidente del Consorzio Venezia Nuova, era stato prima direttore generale del Consorzio Venezia Nuova, per 30 anni è l'uomo che ha deciso tutto quello che si doveva fare con i soldi del Mose, quindi è il grande vecchio, se volete. E poi il 4 giugno 2014, quindi l'anno dopo,
Questo arresto 35 persone, a cui mi chiami tu, 35 persone che sono molto note, pezzi da 90 più altri 100 indagati. I padroni del Veneto viene ribattezzato come libro profetico, ma non perché l'ho detto io. Io una volta ho scritto un libro perché me l'ha chiesto Giovanni me l'ha chiesto la terza, che poi non è stata neanche un'idea mia, penso un po'. Perché il 28 febbraio 2013, quando c'è l'arresto di Pier Giorgio Baita, di Claudio Minutillo, e c'è la conferenza stampa qui a Piazzale Roma della Procura, dopo, come ogni conferenza stampa, finita la conferenza stampa, i giornalisti sono lì addosso a Ancillotto e gli dicono: ma com'è che c'è questo contatto fra il Veneto e San Marino, la BMC Broker? E lui risponde: io non posso dire niente, però tutti questi intrecci qui sono spiegati benissimo nel libro di Mazzaro, I padroni del Veneto, che era uscito l'anno prima. Per cui tutti mi chiamano e mi dicono: scusa Renzo, devi venire in televisione a dire, perché il tuo libro è profetico. Profetico, io ringrazio, però profetico un fico secco, bastava guardare, aver voglia di guardare quello che stava capitando, che pochi, non che si sapesse delle tangenti come potevo saperlo, però che pochi, sempre i soliti, facevano tutto e quindi non poteva esistere se non una vicinanza fra l'imprenditoria e il decisore politico di un certo tipo. Questo era sotto gli occhi di tutti. Ed è questo, allora, quando succede lo scandalo, quando mi chiedi tu, ci dimostra con una chiarezza disarmante che intanto viene decapitata la classe politica veneta, il sindaco di Venezia che, pensate bene, io sono stato intervistato da una radio australiana in lingua italiana e mi dicevano: il sindaco di Venezia è arrestato e quello che fa notizia fuori era Venezia. Il 4 giugno, quando c'è il giorno degli arresti e tutti sono lì, i giornalisti, le televisioni in Piazzale Roma a aspettare la conferenza stampa dei magistrati, c'è anche una troupe russa che casualmente era stata mandata a seguire la... Allora da Mosca la dirottano subito in piazza Roma e questi qua, aspettando, intervistano i giornalisti, hanno parlato anche con me, intervistano me e io sento che il sindaco di Venezia, ora il sindaco di Venezia, certo che perché Venezia fa notizia nel mondo, era più interessante per loro, però dovete sapere che il sindaco di Venezia viene arrestato agli arresti domiciliari Giorgio Orsoni perché avvocato perché avrebbe si può dire, sono tanti che dicono che gliel'hanno dati, 500.000 euro come finanziamento illecito, ma non è dentro al meccanismo vero e proprio della gestione del Mose, perché la gestione del Mose fa perno sulla regione e poi c'è tutta una catena, c'è il magistrato alle acque, ci sono gli uffici del Ministero dei Lavori Pubblici e tutte le varie diramazioni, c'è il Ministero del Tesoro, si arriva alla segreteria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come dicevo prima. Dunque, la domanda che mi fai, c'è un terremoto, è inevitabile che se ne parli. Facciamo un salto subito di 2 anni. Ieri sera a Super Quark, gli fischieranno le orecchie a Piero Angela, io non so, ero uscito un attimo, mi hanno detto guarda, per fortuna che non c'eri, perché parlavano del Mose, il Mose in una visione agiografica, come se non fosse capitato niente, cioè come se fossimo ancora prima dello scandalo, e lo scandalo viene liquidato in questa ricostruzione fatta da Super Quark, come con le grandi opere succede sempre qualcosa, no scusate, è successo una cosa grossa qui, ed è pensate un quinto dei come dicevo prima, dei finanziamenti, ha preso il volo per altri motivi, cioè è insostenibile anche dal punto di vista economico, insostenibile per qualunque impresa, per qualunque paese, perdere un quinto dei finanziamenti per altri motivi. Se tu mi dici che come
tangenti, 2-3%, questo era, se ricordi, la percentuale di mani pulite. Dal 2-3% siamo arrivati al 20%, cioè, capite che non è possibile mantenere in piedi, tant'è che appunto il sistema è crollato. Mi dicevi sempre delle persone. Allora, i personaggi più importanti sono Giorgio Orsoni, dicevamo, anche se ha il suo ruolo dentro lo scandalo periferico. Giorgio Orsoni patteggia subito, chiede il patteggiamento, anzi prima dice non è vero niente, che ho preso 500.000 euro, poi gli dico no, guarda che l'ha portato in casa, sì, però non sapevo cosa c'era dentro alla busta. Poi guarda che dentro la busta c'era, sì, vabbè, l'ho fatto perché me l'ha detto Tizio e Caio, cioè gliel'ha detto Davide Zoggia e un altro del PD. Scusate, parentesi, adesso fischieranno le orecchie anche a Giorgio Orsoni, ma è avvocato, io vedo un altro avvocato là in fondo, cioè se uno si difende in questo modo, cioè, ho fatto un reato perché me l'ha detto Tizio, voglio dire, non mi sembra una gran difesa, tant'è infatti, comunque i suoi avvocati propongono alla procura di patteggiare e si concorda un patteggiamento di 4 mesi e 15 o 20.000 euro di multa, di sanzione, di pena pecuniaria. Ma il GIP non è d'accordo, respinge il patteggiamento, per cui adesso Giorgio Orsoni è uno degli imputati in questa branchia del processo che vede poche persone indagate. Lui è uno dei più importanti e assieme a lui che non ha chiesto il patteggiamento c'è Lia Sartori, che era europarlamentare quando viene chiesto l'arresto anche per lei, però non si può arrestarla perché è parlamentare. La stessa cosa succede per Giancarlo Galan. Giancarlo Galan c'è una richiesta di arresto e lui dice, anche qua è fantastico, dice assurdo, non è vero niente, e dà la colpa alla segretaria, la Claudia Minutillo, che secondo poi tutta una ricostruzione che viene fatta, ricordate, aveva i cappottini da 18.000 euro e cambiava le scarpe ogni 2 secondi e le borse. E vabbè, però saranno 18.000 euro le borse, le scarpe, ma non sono niente in confronto a 1 miliardo. Eppure tutta l'Italia si è scandalizzata, anche qui secondo un certo schema che purtroppo va stigmatizzato, del cappottino da 18.000 euro di Claudia Minutillo, e non si scandalizzava altrettanto per tutti i soldi fatti fuori dagli altri, compresi i lavori che Giancarlo Galan è fatto fare da Pier Giorgio Baita e dalle altre imprese nella Villa Rodella, dove ha abitato fino a pochi mesi fa. Villa Rodella sarebbe costata almeno 1.600.000 euro di quelli documentati. Però stavo al comportamento di Giancarlo Galan. Giancarlo Galan dice non è vero niente, fa una conferenza stampa in Parlamento. Giancarlo Galan in quel momento è Presidente della Regione e parlamentare. No, il 4 giugno 2014 Giancarlo Galan è un parlamentare della Repubblica ed è Presidente della Commissione Cultura della Camera. Allora, quindi ci vuole l'autorizzazione a procedere. Esatto, e lui questa autorizzazione a procedere viene concessa il 22 luglio. Fra il 4 giugno e il 22 luglio lui fa diverse interviste e anche fa una conferenza stampa alla Camera per dire che lui non c'entra in nessun modo. Quando invece il Parlamento vota l'autorizzazione a procedere, nel frattempo si è fatto male,
viene ricoverato in ospedale, c'ha una gamba rotta, no, è ancora peggio, forse può essere, rischia la pelle alla fine perché c'è una circolazione del sangue cagionevole. Sì, è una cosa, diciamo, in un crescendo tremendo, terribile, sta rischiando la pelle e viene dimesso da un ospedale e lui si fa ricoverare nell'ospedale di Este, non in quello di Padova. Adesso sarà stupido, però se uno rischia la pelle, dov'è che va a farsi ricoverare? Nell'ospedale più piccolo che chiuderanno alla fine dell'anno, perché così è successo. L'ospedale di Este è stato chiuso alla fine dell'anno perché ne hanno aperto uno più importante e nuovo che raccoglie. È andato lì, in combinazione, il direttore generale era un suo amico. E ciò nonostante il Parlamento vota l'autorizzazione a procedere, lo portano a casa perché a quel punto viene dimesso, lo arrestano, lui si fa circa 70 giorni di carcere, ma non proprio di carcere perché c'ha sempre sto malanno, non rischia più la pelle, però insomma sempre male gli fa. Questo problema al piede è che lui si è cappottato intanto che tagliava le rose. Sì, non si capisce cosa ha fatto, qualcuno dice che ha tirato un calcio così preso da un improvviso moto di rabbia, comunque non è chiaro, si è fatto una storta, era questa, insomma, poi una storta che siccome lui aveva altri malanni, aveva avuto ripercussioni, insomma. Era evidente che cercava di dire spostiamo la votazione perché io non sto bene. Dopodiché un'altra cosa aveva fatto, aveva detto ai giornali che i magistrati non l'hanno mai interrogato. Quando i magistrati lo vanno a interrogare, succede per procura, lui è nel carcere di Ora, vicino a Milano, lui consegna una memoria scritta e si rifiuta di parlare. In questa memoria scritta cita altra gente che gli ha dato soldi, ma non Baita e comunque non Mazzacurati. Peccato che tutte queste persone, un paio sono morte e comunque i fatti risalgono a così tanto tempo indietro che sono ormai prescritti. Di quelli invece che la magistratura, di cui la magistratura ha le prove, lui non dice niente, nega soltanto. Insomma, prima dice che non è stato lui, poi che stava male, non potevano metterlo in carcere, poi invece in carcere ci va e all'improvviso patteggia. A ottobre va bene, dice d'accordo, i suoi avvocati si mettono d'accordo con la procura e patteggia. Io sto scrivendo il libro, nota così passaggio che riguarda me, io comincio a scrivere il libro un po' prima del 4 giugno. Pensate, devo scrivere per qualcuno che leggerà fra 9 mesi, 10 mesi, un anno, quindi devo proiettarmi oltre e cerco di intanto pensare sempre così e nel tempo stesso incasellare i fatti. Ma Giancarlo Galan, scusa, se non eri stato tu e poi stai male, poi neghi, poi mi patteggi a ottobre, ho dovuto ricambiare tutto, è stato rivoluzionare, insomma, il lavoro che avevo fatto, piccola cosa, però per dire, insomma, dei comportamenti per niente in linea. Poi, come sappiamo, Giancarlo Galan non soltanto non è in linea con me, ma neanche con se stesso. Perché? Perché chiede di patteggiare, gli viene dato il patteggiamento e viene condannato a 2 anni e 10 mesi e a 2.600.000 euro di sanzione, di pena pecuniaria. Appena poco dopo che c'è questa sentenza, fa ricorso alla Cassazione contro la sentenza che lui ha richiesto. Perché? Perché dice sono stato costretto, perché pur di venire fuori dal carcere avevi firmato tutto. Insomma, però hai patteggiato, scusa. No, in realtà il vero motivo qual era? Quello di evitare che la sentenza passasse in giudicato e quindi di dover assoggettarsi alla carcerazione forse, o comunque in ogni caso allo sconto della pena. In questo modo invece lui
ritarda diciamo che la sentenza passi in giudicato, continua a rimanere parlamentare, ancora, continua a rimanere... Lui adesso è ancora parlamentare. Non mi risulta che si sia dimesso. Si è dimesso? No. Non solo, ma Presidente della Commissione Cultura della Camera, cioè si può presiedere la Commissione Cultura della Camera con tutto, gli fischeranno le orecchie, ma insomma l'hanno pensato tutti, anche perfino stando in carcere. Cioè tu puoi fare il Presidente della Commissione Cultura della Camera stando in carcere in un paese come l'Italia che vive di cultura, eccetera, eccetera. Voglio dire, per consigliarlo ad andarsene, ci hanno provato in tanti, lui non si è mai dimesso, si è dovuto arrivare alla metà della legislatura dove c'è un impegno di cambiare tutte le commissioni e solo in questo modo, cioè per altri motivi, Giancarlo Galan si è dovuto dimettere, anzi diciamo meglio, è stato dimesso dalla Presidenza della Commissione Cultura della Camera. Ci sono tanti aneddoti mica tanto, che riguardano lui, perché Giancarlo Galan, che io conosco... Infatti volevo chiedere che tu l'hai conosciuto, intervistato, lo chiamavi. Beh, insomma, come giornalista che si occupava della Regione Veneto, certo che chiamavo il Presidente della Regione ogni volta che scrivevo di lui, a parte che chiamo tutti ogni volta che scrivo di Tizio Di Caio, come minimo. Dopo se Tizio Caio non vogliono parlare con me è un altro discorso, però almeno sanno che mi sto occupando. Però conoscendolo, Giancarlo Galan è in qualche modo genio di regolatezza dal punto di vista diciamo comportamentale, capace di cose così eccezionali, anche di comportamenti che uno si domanda da dove ti è venuta. Ecco, una delle cose, per esempio, delle interviste che ha fatto, diceva: capite che io è abituato a 12.000 dopo che era uscito dal carcere, era agli arresti domiciliari, e da parlamentare poteva telefonare e fare quello che uno arrestato agli arresti uno messo agli arresti domiciliari non può fare se non è parlamentare, tu non puoi parlare con altri. Lui invece poteva telefonare, e allora in un'intervista telefonica dice, in un'intervista televisiva, perché c'è una televisione che va a casa sua, dice, capirete, uno che è abituato a vivere con 12.000 euro al mese, se mi decurtano a 5.000, perché era senza la diaria, senza altri, come faccio ad andare avanti? Sono un povero in canna. La domanda era: Maria è veramente povero? Sì che sono povero. Dopo un altro, capirete, tutti noi che siamo sopra 5.000 euro, penso, io no, purtroppo, però capiamo questa situazione. Un'altra delle sortite che ha fatto è che la procura, per avere i 2.600.000 euro di pena pecuniaria, gli ha sequestrato la Villa Rodella. Villa Rodella, prima di andarsene, praticamente lui ha perso, prima di andarsene, io un moto di rabbia suppongo, qualcuno dice che è stata sua moglie, ha scardinato, ha portato via i rubinetti, i caminetti, tutte le cose che poteva portare via, in qualche modo rovinando molte delle suppellettili, quelle che ha lasciato là, al punto che questo gli è valso come motivazione per non concedergli, gli chiedevano sconto di pena di finire 40 giorni prima, no, sconterà 2 anni e 10 mesi per questo comportamento qui. Non solo, ma sui giornali di qualche settimana fa c'era che ha dovuto ripristinare, perché i suoi avvocati hanno detto: ma no, lui qualcosa dovevano dire, no, lui pensava che si potesse fare così. E così ha dovuto rifare tutti i lavori che sono costati 9.000 euro, insomma. In questo momento è ancora agli arresti domiciliari e leggo da qualche parte che dice: non tornerò mai in politica, mai più. Vorrei vedere, ma comunque, siccome non è mai detto di no,
Altri personaggi sono, per esempio, Renato Chisso. Renato Chisso è stato condannato a 2 anni. Chi è Renato Chisso? Ecco, chi è? Grazie, è vero. È l'assessore più importante, era l'assessore più importante della giunta Zaia ed era anche stato l'assessore più importante della giunta Galan. Si occupava di lavori pubblici, è quello che ha gestito con rapporti personali con Pier Giorgio Baita e con Claudio Minotillo, ha gestito gran parte delle cose che producevano tangenti. Renato Chiso è stato condannato a 2 milioni di ammenda e a 2 anni e 6 mesi. È uscito, ha scontato la pena da poco. Lui ha patteggiato anche lui. Ecco, ho dimenticato di dire una cosa: la maggior parte degli imputati ha patteggiato per uscire rapidamente, e almeno di casi clamorosi come Giancarlo Galan, che è finito sui giornali perché contestava il ricorso alla Cassazione, e per tutte queste sparate, bisogna dire. Perché onestamente Giancarlo Galan era conosciuto, faccio per dire, in Val d'Aosta, in Sicilia, Chisso magari un pochino meno, no? Certo, sì, Mai, però se Giancarlo Galan stava zitto, sta sicuro che non sarebbe finito sui giornali in questo modo. È una scelta che lui ha fatto. Comunque Renato Chisso è uscito di carcere, ma la cosa che riguarda lui è che i 2 milioni non si trovano. Come non si trovano? Lui ha patteggiato dicendo sì, però io soldi non ne ho. E la procura ha accettato il patteggiamento. Allora tu ti domandi, ma scusa, tu procura che accetti il patteggiamento da uno che dice che soldi non ne ha, supponi di trovarli o no? Direi di sì. Però non li ha ancora trovati. Allora, a domanda che faccio io a Ancillotto, il PM, lui dice non sono ancora finite le ricerche, i casi sono 2: o i soldi li ha spesi, perché era uno molto, come dire, questi, no, stavo per dire, uno molto popolare, uno di cui è di, diciamo, politicamente di matrice socialista, ed è dunque, diversamente da Giancarlo Galan che viene dal Partito Liberale, c'è una forma mentis e anche un comportamento tutto differente. I socialisti sono molto, non alla mano soltanto, adesso non vorrei essere equivocato, diversamente dai liberali, che erano 4 gatti e si riunivano, erano in qualche modo i paroni, e non hanno mai avuto facilità di rapporto con il pubblico, con le persone, ecco. Allora Renato Chisto avrebbe o ha investito pagando i soldi in campagna elettorale o dandoli al partito, ma dovrebbe essere lui a dirlo, oppure si parla di 8 milioni di euro che dovrebbero essere il monte. Hanno preso il volo per dove? Paesi dell'est, pare. Quindi dice la procura, probabile che con qualche rogatoria all'estero che non è ancora stata completata salti fuori qualche traccia. Ci sono poi Aita a che punto è? Come sta ecco, messo? Purtroppo con le campane questo felice scampanio. hanno diritto anche loro, le campane. Aspettiamo un secondo. Assessore, quanto dura il suono? 1 minuto. Avevo visto così, pensavo un'ora. 1 minuto, vabbè. In mente dove prendere i 2.600.000 euro nei Villa Rodella. Pignorano Villa Rodella, combinazione, c'è un'ipoteca sopra, sì.
della Banca di Veneto Banca, mi pare che sia, o della Popolare di Vicenza, mi pare che sia Veneto Banca, no, la Popolare di Vicenza, che aveva prestato dei soldi, 1.600.000 euro, e si era dimenticata anche di fare, sì, per cui salta fuori dopo che c'è questa ipoteca, e adesso leggo che purtroppo naturalmente la banca si è rivolta al giudice e dice no, lo Stato non può mica pignorarmi la villa che è mia, e tu non capisci se è la banca o se la banca agisce per conto, che a pensarla male, come diceva quell'altro, buon'anima di Giulio, si fa peccato ma si indovina sempre. Comunque la banca pignora fa ricorso al giudice, e il giudice dice sì, la banca ha ragione, poi là, allora lo Stato non ha più Villa Rodella adesso è della banca. Scusa, e i 2.600.000 euro di pena pecuniaria che Giancarlo doveva pagare? Beh, dice il giudice, dice la procura che non ha fatto ricorso, poteva fare ricorso contro la sentenza del giudice. La procura dice, pignoreremo qualcosa d'altro, non so che cosa, avranno visto, Giancarlo Galan ha diverse altre proprietà. Una di queste si chiama La tenuta Frassineto, c'è una storia simpatica, vi rinvio al libro così questa novella racconto. È una tenuta di 400 e passa ettari sull'Appennino tosco-emiliano, che lui compra assieme a Niccolò Ghedini, mettendo avanti le rispettive signore, la signora Ghedini e la signora Galan, che figurano, i testatarie. La signora Ghedini risulta coltivatrice diretta, iscritta alla Coldiretti un mese prima dell'acquisto. Ecco, ci può fare anche questo. Dopodiché tu fai domanda, tu che sei coltivatore diretto e hai tutta quest'area sugli colli, sugli Appennini, l'Appennino tosco-emiliano sono 400 e passa ettari, fai la domanda alla Comunità Europea che ti dia gli aiuti, perché sono previsti. E così prendi anche 150.000 euro di aiuti e paghi molto meno tasse di quelle che dovresti. Questo è quello che riguarda questa tenuta Frassineto. Ci sono molti, stavamo parlando di Pietro Baita e di Giovanni Mazzacurati. Qui è interessante, perché questo processo si regge allora, torniamo indietro, è stato arrestato Pietro Baita il 28 febbraio 2013 assieme a Claudia Minutillo. Questi due sono i due testimoni d'accusa, quelli che inchiodano tutti. Una parte delle persone chiede patteggiamento e svicola, alcuni invece dicono non è vero niente, e sono in questo momento al processo che si sta tenendo qui a Venezia. Il processo vede come testimoni d'accusa Pier Giorgio Baita e Claudia Minutillo. Claudia Minutillo collabora subito dopo essere stata arrestata, immediatamente. Lei racconta nel libro, era combattuta, cioè diceva, pensa, questa signora qui prendeva 150.000 euro in chiaro da Pier Giorgio Baita, perché l'aveva inserita dentro dopo che era stata segretaria di Giancarlo Galan fino al 2005. Dopo il 2005 diventa presidente di Adria Infrastrutture, che è una società che, se volete poi vi spiego, bellissima storia anche questa, aveva 150.000 euro in chiaro e 200.000 in nero. Capirete che poteva comprarsi scarpe, borse e cappottini da 18.000 euro. No, lei invece è incazzatissima, perché dice, fosse stata una pelliccia, ma mi dicono un cappottino. Un cappottino secondo lei è assurdo, anche secondo me, comprare un cappottino da 18.000 euro. Una pelliccia invece sì. Però dice, la pelliccia io non l'ho comprata, per dire che era tutta una finzione. Comunque questi due qui sono i testimoni d'accusa. Pier Giorgio Baita
si decide a collaborare dopo 72 giorni che è in carcere. Altra storia bellissima. Come mai? Lo arrestano e lui sta in carcere 72 giorni facendo scena muta. Non parla con Non parla con i magistrati, non parla, perché i suoi avvocati sono Niccolò Ghedini e Piero Longo. Ti dicono niente? Ecco, appunto. I quali lo consigliano di stare zitto. Di colpo lui cambia avvocati e parla. Cosa è successo? Simpatico. È successo che i suoi avvocati di prima, Ghedini e Longo, gli dicono: ascolta, noi ti tiriamo fuori con questo marchingegno, tu sei cardiopatico, ti facciamo visitare da esperti del centro Gallucci di Padova, in carcere, loro diranno che hai bisogno di un bypass, tanto il bypass lo fanno tutti, e così vieni fuori, ti operano e non torni più in carcere. scienza. Figurati, non torni più in carcere. E lui capisce che questo qui del bypass potrebbe diventare come il caffè di Sindona, hai capito? Non so se mi spiego. Questo dice lui. E racconta che in una pausa, poi quando comincia a collaborare, in una pausa di questi interrogatori, davanti a una macchinetta del caffè, assieme ai magistrati, dice: io potevo accettare che la mia vita, che io in carcere ero meno importante di chi è fuori e non vuole entrare, posso capirlo, però che sia messa a rischio la mia vita, e questo no. Cambia avvocati e comincia a parlare, ed è un fiume, perché è un signore con una testa fantastica, è lui che stabilisce che il fabbisogno sistemico, dite come suona bene, il fabbisogno sistemico, cioè delle tangenti, sprechi, finanziamenti indebiti, il miliardo, è lui che lo fa. Dice: sono 100 milioni all'anno, per 10 anni sono andati avanti così, e la procura ritiene che questa cifra sia congrua. Il fabbisogno sistemico. Lui e Giovanni Mazzacurati, arrestato il 13 giugno 2013, sono i testimoni d'accusa, perché anche Mazzacurati prima non vuole parlare, dice no, non è mai successo niente, dopo hanno delle prove perché hanno Baita che parla, e lui dice non posso mica trovarmi, decide di parlare e fa tutto un racconto, dopodiché lo lasciano, siccome è libero, è un testimone d'accusa, è stato arrestato però e messo fuori, va negli Stati Uniti, dove si trova in questo momento, in California, e domanda alla procura: ma scusate, perché Mazzacurati è in California? Lo può fare, perché non è mica arrestato, neppure non gli abbiamo ritirato il passaporto, comunque può fare, se ci serve lo possiamo richiamare. Leggo invece sul Gazzettino, ieri o l'altro ieri, Maurizio Dianese, un collega del Gazzettino, è andato in California, deve avergli fatto la posta fuori dal palazzo dove abita Mazzacurati. Tra parentesi, è un'abitazione che Mazzacurati aveva messo in conto, cioè in carico al Consorzio Venezia Nuova. Sì, il Consorzio Venezia Nuova paga l'affitto di quella casa là dove abita lui e la moglie, perché doveva servire come base per gente che faceva delle ricerche oceanografiche che potevano avere interesse anche per la laguna veneta. Hai visto? Sì, proprio così. Una delle tante spese ingiustificate. Allora Maurizio Danese dice che esce Mazzacurati, lui che lo conosce l'ha visto, il ingegnere dice: allora tornerà adesso nel Veneto? Bah, forse, dice lui, ma non fa in tempo a fare questa battuta, si capisce che la moglie viene subito fuori, perché risulta che Mazzacurati sta male, anzi è un po', non c'è più con la testa, insomma, non so se è Alzheimer, comunque questa è la versione che rimbalza. Allora, in effetti
dice Dianese che Mazzacurati guarda così con gli occhi un po' sbarrati, si capisce che, cioè si intuisce che non ti sta seguendo alla perfezione, tant'è che appena lui si era avvicinato gli aveva detto: ma scusi, lei è di Amazon, perché sto aspettando un pacco. No, dice, sono del Gazzettino, dice Dianese, ero qui per chiedere, lei torna nel Veneto? Ma può darsi, sì, forse. Viene giù una moglie che dice: no, mio marito non c'entra niente, non ha fatto niente, siete voi e vuole portarlo dentro. Insomma, c'è un tirapara lì, qualche altra battuta, e ripeto, conclusa dal fatto che Dianese dice: in effetti non sembrava molto presente. Questo signore ha 90 e passa anni ed è uno comunque che ha tenuto, uno che aveva in mente tutto, era l'uomo che risolveva i problemi rivolgendosi a Gianni Letta. Quando aveva un problema, dice Mazzacurati e conferma Baita, sempre nelle carte del processo, si rivolgeva a Gianni Letta e Gianni Letta gli risolveva il problema. Qual era il problema di Mazzacurati? Mancavano i soldi, scusa, se passiamo da 2, 3, 4, 5, 6 miliardi, capirete che mancano i soldi. E bisognava finanziare, allora bisognava togliere soldi da altri capitoli e indirizzarli sul consorzio Venezia Nuova, e Gianni Letta risolveva il problema. Questo dicono le carte del processo. Non so come siamo messi, ditelo voi. Voi dovete assolutamente prendere la CE e leggere questo libro. Lui lo colora anche. Sono delle narrazioni. Innanzitutto lui è rigido sui fatti. Lo cercavo prima, se voi andate a pagina 60, lui fa esattamente la lista della spesa. Quando uno scrive se ne assume la responsabilità. Quanto è costata la piattaforma di Fusina, via del mare, Gradi Padova, autostrada Nogara Mare, tutto. E poi, siccome è bravo, si diverta anche a colorarlo, no? La narrazione. Pensate che quando racconta Giorgio Galan che si sarebbe fatto male, Giancarlo Galan si sarebbe fatto male votando le rose il 5 di luglio, lui giustamente dice: a me ha sempre insegnato che le rose si potano in primavera. È vero anche che uno il 5 di luglio si mette a fare qualsiasi cosa. Insomma, il colore che voi trovate in questo libro, e partiamo dall'inizio, da dove abbiamo cominciato, è quello di uno che si è costruito un archivio, che per professione ha messo in fila i fatti, li ha controllati. Vi ha detto prima come fa il cronista, no? Quando stavamo parlando e io gli dico: ma tu, Giancarlo Galan, io seguivo la regione, certo che lo chiamavo. Lui magari non mi rispondeva, ma lui, come tanti altri, ma lui sapeva che io stavo andando dietro a una cosa. Questo è il modo di lavorare di un cronista. Naturalmente ci sono un sacco di aneddoti, di cose farebbero ridere se non facessero piangere per l'entità di questo scandalo. Io voglio chiudere, lui vi farà il firmacopie, chiedendo 2 o 3 cose a Renzo. Allora, Renzo, secondo te si concluderà prima il Mose come hanno fatto? Cioè, riusciranno a portarlo a termine o aspetteremo ancora 10 anni? Io mi auguro che abbia ragione Super Quark, paradossalmente, cioè la trasmissione di ieri che dice tutto bello, cioè, tutto Mulino Bianco. Mulino Bianco, e sta roba qui funzioni, scusate, con tutti i soldi che ci abbiamo buttato dentro, ci mancherebbe che non funzionasse. Quindi dobbiamo fare il tifo perché concludano l'opera risparmiando, non con costi triplicati, però in modo tale che funzioni. La cosa non è così semplice, visto quello che è successo con la prova che è stata fatta. Dopodiché mi veniva in mente adesso che una delle, di fronte a questo scandalo qui,
come si è comportata la classe politica? La classe politica ha detto ha da passare a nuttata, si sono messi profilo basso e zitti e Mosca. Silenziando tutto. Sì, zitto e Mosca. Così hanno fatto, Il Consiglio regionale hanno parlato una volta soltanto, 10 minuti a testa e avete chiuso bottega. Sì, il 10 giugno 2014 il Consiglio regionale ha fatto in una seduta già fissata, hanno dedicato, ha parlato Luca Zaia dicendo una bella relazione, in cui senso era, tutto è cominciato prima che arrivassi io, dimenticando che l'assessore Renato Chisso era anche il suo da 4 anni. Gli altri gruppi hanno parlato 10 minuti a testa e buonanotte, e hanno chiuso il capitolo, così è finito. Risulta a me. La classe imprenditoriale cosa ha fatto? Ha detto giusto gli imprenditori, giusto mettere in carcere i ladri, però le grandi opere devono andare avanti perché sono di interesse generale, quindi bisogna finire, lo disse anche Renzi, bisogna finire il Mose, bisogna fare eccetera. Però, il problema è come? No, ancora prima domandiamoci come fa una grande opera a diventare di interesse generale. Vuoi che ti dica, nelle carte del processo è scritto, allora lo racconta Pier Giorgio Baita, piccolo flash, dice nel 2005, dopo che viene rieletto Giancarlo Galan presidente della regione, lui e Renato Chisso mi invitano a pranzo sui Colli e mi dicono: ascolta, tu adesso basta a presentare offerte negli appalti della regione, hai il Mose, stai là. No, lui si rifiuta, invece quegli altri la mettono giù dura, insomma, farla breve, lui pensa e ripensa e dice: buttati sulle concessioni, gli hanno detto. E lui comincia a studiarsi il piano dei trasporti e dopo 3 mesi si ripresenta e dice: guardate, con l'elenco che hai letto tu adesso io posso fare il sistema delle tangenziali venete. Sapete cos'è? Sarebbe: raddoppiamo l'autostrada collegando la tangenziale di Padova che già esiste con la tangenziale di Vicenza che già esiste con la tangenziale di Verona che già esiste. Che bisogno c'è di raddoppiare l'autostrada? Se aumenta il traffico, ad esempio, 2 miliardi con questa operazione qui. Poi naturalmente loro, quelli che lo fanno, i project financing, diventano i gestori e le tangenziali che adesso sono libere diventano a pagamento e noi pagheremo. Così funziona. C'è le vie del mare, c'è insomma tutta una serie, quella serie che hai letto tu. È talmente interessante questa proposta che Baita spiega: ho fatto una società, si chiama Adria Infrastrutture, e ha nel portafoglio tutti questi progetti. Dicono Galan e Renato Chisso, entriamo anche noi. Così Galan compra il 7% di Adria Infrastrutture attraverso il suo commercialista e Renato Chisso compra il 5% intestandolo a Claudio Minutillo. Tutti e due hanno due schermi davanti. Tutte cose che sono state riscontrate negli atti del processo. Più tardi Renato Chisso vuole venire via, dice: liquidami il 5% di Adria Infrastrutture. Quanto vale il 5% di una società che secondo Giancarlo Galan non funzionava, non era operativa? E Baita la fa valutare dal suo commercialista 1.800.000 euro. Il 5% di questa società che dovrebbe, secondo quello che dice Galan nella sua difesa, non era una società che non contava niente. Vale 1.800.000 euro che Baita paga in contanti a chi? A Claudio Minutillo, cioè è lei davanti. All'epoca Claudio Minutillo e Renato Chisso vanno d'accordo, successivamente litigano. Adesso il magistrato chiede: scusa, alla Claudio Minutillo, i soldi li ho dati a Renato Chisso. E Chisso: io? E chi li ha mai visti? Si sono persi. Però questo è l'impianto, queste sono le opere diventate di interesse generale perché le ha pensate per Giorgio Baita per far lavorare la sua azienda. Ora sarà un ingegnere bravo, sarà un progettista acuto, ma da qui a dire che dobbiamo essere noi, perché il project financing sarebbe
il privato ci mette una parte, il pubblico ci mette il resto e gli utenti pagheranno per 40 anni, 30-40 anni si paga i ticket di queste operazioni qui. Allora è chiaro che se noi consideriamo che le opere di interesse generale nascono così, ci prendiamo in giro. Sì. Assessore, lei deve consegnare un cadeau al nostro ospite. Io, Renzo, ti auguro tanta fortuna, sai quanta stima ho di te, mi auguro che facciano un film, magari anche sulla RAI, sulla vicenda del Mose. Veneto, anno zero, trovate tutto quello che è accaduto fino a poco tempo fa. Là c'è il bookshop, grazie ancora. Grazie a tutti. Noi ci vediamo questa sera alle ore 21 per l'appuntamento conclusivo di Noale Festival. Parleremo di Islam con uno scrittore da 35 anni in Italia, iracheno, straordinario, ha vinto un sacco di premi e ci racconterà l'Islam. Lui ha avuto la famiglia sterminata, ammazzata dall'ISIS, ha vinto il Grizan Cavour, è uno scrittore straordinario, docente universitario da 35 anni a Genova. Lo incontreremo stasera qui alle ore 21. Grazie, buon appetito. Gliela fa dopo, ci spaccano la testa, adesso quando sentiamo lei gliela fa. Volevo dare l'omaggio al nostro scrittore, giornalista che ci ha illustrato questo tema così scottante e che ancora porta tante domande. È un nodo gordiano che noi abbiamo scelto come elemento della nostra amministrazione, perché saper sciogliere i nodi è un'impresa quotidiana. Speriamo che questo possa essere anche l'auspicio per saper sciogliere i nodi di queste grandi Là la vedo un pochino più dura, ma comunque... Lei sa come è stato risolto il nodo gordiano quella prima volta? Sì. Alessandro Magno ha preso la spada e l'ha tagliato, era più semplice. Comunque lui è diventato imperatore. Adesso siamo in democrazia e non si può. Ecco, Grazie a tutti, grazie Assessore. È un nodo